Si è tenuta domenica sera la giornata diocesana per la custodia del creato in memoria delle vittime del mare. Il percorso ha visto la partecipazione di tanta gente, dalla villa romana di Porto Empedocle fino alla Scala dei Turchi, e ha registrato intensi momenti di riflessione. La passeggiata ha avuto inizio con l'intervento dell'arcivescovo cardinale Francesco Montenegro, che ha partecipato all'intero evento, ed è terminata alla Scala dei Turchi con un momento di preghiera e il lancio in mare di un mazzo di fori in memoria di quanti proprio nel mare Mediterraneo hanno perso la vita. Lungo il tragitto si sono tenute delle tappe di riflessione intercalati da brani eseguiti dal coro Santa Cecilia di Agrigento. La giornata per la custodia del creato è stata un'occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la terra agrigentina e siciliana è ricca e che è caratterizzata da una varietà di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri. Non si tratta di trovare gli strumenti per preservare le risorse naturali, ma di cercare soluzioni integrali che considerano le interazioni dei sistemi naturali tra loro con i sistemi sociali globali. Il cardinale Montenegro ha ribadito nel suo discorso lungo il tragitto: non può esserci un vero approccio ecologico né una concreta azione di tutela dell'ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto alla destinazione comune dei beni della terra alle generazioni attuali, ma anche a quelle future, insieme al riconoscimento della dignità di ogni persona umana. Il creato è il luogo di incontro tra Dio e l'uomo, è il luogo dove Dio ci dà appuntamento, dove siamo sicuri di trovarlo. Allora tentiamo davvero a fare in modo che questo creato diventi la casa di Dio. Don Franco, stiamo ascoltando Luce Gentile, testo del cardinale Newman, che proprio oggi in piazza San Pietro è stato beatificato da Papa Francesco. Lo scrive questo testo mentre è in viaggio su una barca da Messina verso l'Inghilterra. Ecco, che cosa suscita in lei? No, ma sono sentimenti, credo, che come hanno colpito lui colpiscono un po' tutti. Lui ha saputo esprimerli con quella ricchezza d'animo che ha. Anche noi ci stiamo meravigliando nel vedere questa natura che abitiamo ma che non sappiamo più guardare. Il cardinale Newman sapeva guardare col cuore e quindi, come Francesco, sapeva leggere dentro le cose. Noi siamo molto superficiali. In un momento di questo un invito a dare più spazio al cuore per rivedere i colori, risentire i rumori di una natura che ci abbraccia. Il mare che abbiamo alle spalle, purtroppo ancora una volta, qualche giorno fa, nella notte tra il 6 e il 7 di ottobre, è stato teatro, ecco, di altre vittime, è diventato tomba per altre persone, purtroppo. Questa marcia, tra l'altro, è in memoria delle vittime del mare. Ma la cosa che fa male è che non sono finite, perché una storia come questa continuerà e quindi continueranno i morti. Noi continueremo a contarli, ma la cosa strana è che continuiamo per la nostra strada non tenendo conto di questa realtà. E allora è da anni che diciamo è il momento di prendere coscienza, ma non vogliamo prendere coscienza perché a morire sono gli altri e ci va bene così, ma questo è un peccato che Dio domani ci rinfaccerà. Immigrati che sono morti in mare, non ultimi le 13 vittime che si sono trovate, altrettanto ancora morti in mare che non si trovano. Vogliamo, ecco, il nostro pensiero va a questi fratelli in questo momento, e questo nostro pensiero continuo a questi fratelli morti in mare. Da te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. E mai siano da noi dimenticati, ma che possiamo onorare il loro sacrificio come opere più che con le parole. Dio di misericordia e Padre di tutti, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall'insensibilità, frutto del benessere mondano
e del ripiegamento su se stessi. Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui, a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani